Ragazzo, che strafigata il longboard. Non ti ho portato in giro con me perché abbiamo ancora 4 minuti a disposizione nella memoria, però per uno che è abituato ad andare via 50 all'ora in camper, andare via 35 in longboard nelle strade, ho fatto 10 km tutto attorno a Valvasone, dentro le viette, le stradine. Che figata, bellissimo, cazzo, bellissimo. Ah, guarda come funziona. Allora vabbè, lo skate sai che è già qui. Io sotto inverter ho messo, guarda, vedi quella presa lì, ok, vedi, c'è già attaccato sempre l'alimentatore dello skate. Guarda qua, vedi, qua c'è il suo buco, tac, e è in carica. Magia! Lui ti segna rosso, quando è carico diventa verde. Buongiorno l'Italia, oggi parliamo di una cosa un po' diversa. Sai che a Singano piace spaziare, no? Un po' in tutte le varie realtà che in fondo vedo e riscontro nella mia vita, che sia da full timer, passami il termine che odio, o che altro. Tipo ad esempio, sai, io per quanto riguarda le mie diavolerie del camper e le diavolerie elettroniche compro moltissimo su Amazon per un discorso di sicurezza, per i resi e tutto quanto. E difatti parliamo oggi proprio delle truffe di Amazon. Tu mi dirai, ma come? Hai appena parlato di sicurezza e tutto quanto? Sì, certo, sulla roba venduta e spedita da Amazon. Cosa è successo? L'altro giorno ho trovato un obiettivo che mi piaceva tanto, era sui 1000 euro, usato 300 euro. Ho detto, cazzo no, ma è impossibile. Era di un venditore questo, non un venditore su Amazon, ma non di Amazon, hai capito? E allora chiamo Amazon, gli ho detto, ma mi sembra strana sta roba, cioè io rischio qualcosa, come mai è così basso? Cioè è normale? Cioè se dovessi arrivare rotto, roba del genere, faccio il reso. E questo qui, sai cosa mi ha spiegato? Anzi no, non te lo racconto perché adesso ho trovato un prodotto analogo. No, non c'entra nulla con le cose anali. Allora, questo obiettivo è venduto e spedito da Amazon, diciamo, ok, a 1300 euro quasi. Ovviamente io non mi voglio spendere tutti sti soldi per un obiettivo, certo mi piacerebbe tantissimo. Per curiosità, vedi, venduto e spedito da Amazon, ok, però per curiosità ho detto, ma andiamo a vedere l'usato, no? Allora qui vedi, qui leggi la scritta nuovo e usato 17 articoli da 524 euro, cavolo, meno della metà. Allora clicchiamo qui, vedi, eccolo qua, 524 più 10 euro, vabbè, di costi di spedizione. Venditore Lemon Urban, molto meno della metà, perché si arriva anche a 1500 euro per questo obiettivo, vedi? Quindi andiamo a cliccare un attimo su questo venditore e leggiamo: grazie per l'attenzione, si prega di non effettuare ordini senza chiedere l'approvazione. Senza la nostra autorizzazione l'ordine verrà annullato. Spedizione gratuita, offriamo la spedizione gratuita solo se ci contatti qui, e mettono un indirizzo email @virgilio.it. Attenzione. Vado nella mia bellissima app di Amazon, vedi qua c'è i 3 trattini, poi hai alla fine servizio clienti, vai alla fine di tutto contattaci, chiama il servizio clienti. Prima di effettuare un ordine, in questo caso c'è il mio numero di telefono che non faccio vedere se non mi chiamate di continuo, e chiamami adesso. Parte subito immediatamente la telefonata, neanche il tempo di mettere a posto la... Sì, anche io vi sto registrando per altri motivi. Ci siamo pronti, perdona l'organization. Ok, adesso, ok. Attento. Presta attenzione a quello che dice l'operatore. Se troviamo uno sveglio come quello che ho trovato l'altra volta. Grazie per aver chiamato Amazon.it, sono Claudio e rispondo dall'Italia. Quando posso aiutarti? Ciao Claudio, sono Yuri, ti sento molto a scatti. Io ti faccio una domanda. Ho trovato un obiettivo della Sony venduto e spedito da Amazon, viene 1300 euro per capire il discorso, no? Vado a vedere gli usati e ce n'è uno da 500 euro. Mi sembra un po' strano che sia meno della metà, che è siglato come nuovo. Hai capito? Allora, vediamo subito, guarda. Puoi mettere l'articolo nel carrello, Yuri? Sì, te lo metto subito, aggiungi al carrello, eccolo qua. Perché poi se leggi le condizioni del venditore c'è anche scritta una cosa strana, secondo me. Allora, vediamo qua. Ok, ora ti metto un attimo in attesa, faccio subito una verifica, un attimo solo io. Va bene, grazie mille. Ok, grazie. Ok, Yuri, guarda, grazie
Sì. Stavo un po' verificando feedback e tutto del venditore. Sì. Ok, allora, i feedback non sono bassi, un 89%, i clienti hanno ricevuto l'articolo, quello che vedo che prima di completare l'articolo chiedono prima di completare l'ordine chiedono di contattarlo. Non so se hai visto. Sì. Se sei grado certificato di qui a quell'indirizzo mail. Io ti do adesso io faccio una segnalazione riguardo a questo perché comunque loro non devono essere contattati diciamo in privato. Ok. Sì. Se vendono su Amazon deve essere tutto fatto, quindi le comunicazioni devono essere tutte fatte attraverso Amazon. Quindi io ti consiglio una cosa. Ti consiglio prima di acquistarlo di mandare una mail al venditore utilizzando il contatto al venditore, ok? Quindi in modo che la comunicazione rimanga registrata nell'account. Perché io qua comunque se l'articolo non dovesse arrivare eccetera c'è la garanzia Z, qualsiasi cosa comunque siete tutelati da noi, ok? Quindi mi risponde Amazon, perché io ho paura appunto di queste truffe, perché lui dice di... Cosa succede? Sì. Esatto. Allora, quando voi acquistate un articolo venduto in spezzo da un venditore terzo, per tutelarvi, interveniamo noi come Amazon, nel senso che qualsiasi cosa, se ci sono problemi entro i 180 giorni, si apre la garanzia Z e siamo noi come Amazon a farvi il rimborso, ok? Poi col venditore se la vede il dipartimento di Amazon, ok? Quindi, faccio un esempio, voi ordinate questo articolo, non lo ricevete, c'è stato un addebito, quindi comunque l'articolo risulta spedito, hanno addebitato il costo, però non ricevete l'articolo, allora lì se il venditore non vi fa il rimborso interveniamo noi come Amazon. Anche ti faccio per esempio, ricevete l'articolo è usato, ok, però ha segni evidenti di utilizzo, non volete tenerlo, voi avete 30 giorni di tempo per restituirlo. Se il venditore non vi fornisce un'etichetta di credito, non vi aiuta, diciamo, non vi dà una soluzione, anche lì si apre garanzia Z e interveniamo noi come Amazon. Ok, quindi poi qualsiasi cosa comunque siete tutelati da noi. Ok, quindi se io tipo adesso posso ordinarlo tramite il carrello, gli do acquista ora? Esatto, voi potete procedere tranquillamente. Poi qualsiasi cosa, se ci sono problemi siete tutelati da noi. Io ovviamente mando le informazioni riguardo la garanzia Z che potete aprire voi, o se poi avete difficoltà, se ci dovessero essere problemi in futuro, possiamo aprire noi. Ok. Ok, va bene, ti ringrazio Claudio. Figura, è stato un piacere, davvero, grazie a te Yuri, buona giornata. Altrettanto, ciao! Allora, questo ragazzo mi ha dato una risposta un po' diversa da quella che mi aveva dato l'altro. L'altro, allora te la spiego io cosa succede. Questi venditori che mettono le robe a un prezzo esageratamente basso, se tu leggi, vogliono tassativamente che tu li contatti prima per fare l'ordine. Perché? Per bypassare Amazon, ok? Quindi ti danno un loro indirizzo email. Succede, che mi spiegava l'altro ragazzo, che tu gli mandi i soldi e poi loro possono non mandarti la roba o mandarti in altra roba, una ciofeca, e tu non sei tutelato, hai capito? Ce l'hai nel papam. Praticamente questa gente sfrutta la piattaforma Amazon per avere la visibilità e poi vende come su subito, cioè semplicemente tu non mi conosci, non ci siamo mai visti in vita mia, mi devi mandare dei soldi in anticipo, dopo che io ho ricevuto i soldi ti mando la cosa, ma chi mi garantisce che lui mi manda la cosa? Hai capito? Questa cosa è assolutamente vietata su Amazon e il venditore che aveva messo l'altro obiettivo verrà tolto da Amazon, hai capito? Proprio dalla stessa Amazon, mi spiegavano. In questo caso io però non vorrei perdere tempo, perché tu puoi metterlo nel carrello, ok, acquistarlo, lo paghi, è vero che così facendo Amazon ti rimborsa i soldi, ma se non ti arriva o ti arriva un'altra roba, c'è tutto tempo che passa, io ci parcheggio comunque dei soldi e dopo, ora che mi ritornano, passano 3 settimane, insomma, hai capito? Quindi sempre attenzione, per attenzione intendo opera sempre all'interno della piattaforma di Amazon. Hai sentito come ha detto anche il ragazzo, le comunicazioni tramite Amazon, tramite il sito, contatti il venditore tramite il sito, non tramite l'indirizzo email che lui ti dà, hai capito? Perché quello è esterno, loro non possono verificare. Allora, in caso di truffa, se tu hai le comunicazioni registrate all'interno di Amazon, io consiglio comunque di fare sempre degli screenshot per sicurezza, e Amazon ti rimborsa.
Bene Italia, spero che questa cosa ti sia utile, non c'entra nulla con i viaggi, non c'entra nulla con i camper, ma credo che al giorno d'oggi insomma Amazon è utilizzata da tutti quanti e anche spesso, quindi ti evito che capiti in queste trappole. Pronto? Amelia, la chiamo dall'ufficio centrale di Team Telecom Italia per quanto riguarda la linea di internet a casa. Lei con quale gestore si trova attualmente, se ti posso chiedere? Aspetti un secondo, Atina. Rocco, no così la scena. Aspetta, adesso arrivo. Mi scusi signorina, ma stiamo girando un film. Mi dica. Pronto? No, devo fargli la scenetta che io ero il Berlusca e stavo girando un porno con Rocco Siffredi. Cazzo, mi ha buttato giù, porca miseria. Eccolo.